Voglio chiederti se per caso noi due ci fidanziamo. Molto bella e che... Ok, so che non state capendo molto, ma adesso vi spiego tutto. La scorsa volta una mia fan, cioè la conoscete tutti, si chiama Ginevra, mi ha detto di piacergli. Cioè, sapete che significa? Io fidanzato con Ginevra? Cioè, comunque, non lo so. Vabbè, non lo so, anche se è carina, per carità, però è sempre Ginevra, la vedo come amica. Ok, per chi non sta capendo niente, questo è quello che è successo la scorsa volta. E dopodiché, vabbè, dopo vi dico cosa è successo. Perché mi hai fatto venire qui? Tu mi piaci. Dopodiché, ragazzi, me ne sono andato. Sì, proprio me ne sono andato. Io ho detto, Ginevra, non posso darti una risposta in questo momento. Ci vediamo un'altra volta. E sì, oggi è proprio il giorno dopo. Ragazzi, Ginevra mi ha aperto e dopo questa porta ci sarà lei. Andiamo, Carl. Speriamo di finire bene. Ma a proposito, voi non sapete quello che faremo in questo video, cavolo. Lo avevo dimenticato. Ok, vabbè, ve lo spiego dopo quello che faremo. Ora andiamo e proviamo a concludere il tutto. Sì, forse dal titolo avete già capito quello che concluderemo oggi. Ok, andiamo, Carla. Ginevra, eccomi qua. Ma ciao, ma tu qua così? Sono venuto a trovarti, ciao. Ma e l'altra, ma. Allora, diciamo che cioè mi dispiace l'altra volta essere scappato, ok? Però comunque sia mi devo far perdonare. E quindi, cioè, l'altra volta sono scappato. Ti ho portato un piccolo regalo, cioè un pensiero con un cuoricino che si è staccato. Vabbè, forse è un po' moscio. Tieni, è per te questo. Lo vuoi scartare? Certo che lo puoi aprire. Ti devo fare una piccola domanda. Per caso l'altra volta ti sei offesa quando sono scappato? Ma che, Salvo, non ti preoccupare. Non mi fa nulla. Ok, adesso però scarta il tuo bel regalino. Secondo te, Ginevra, cosa sarà questo regalino, eh? Un profumo. Ma come fa? Ah, vabbè, lo sai, l'hai già scartato. Sì. Oddio, ma non me l'aspettavo. Ma grazie, Salvo. Ma di che, Ginevra? È stato un pensiero, ma... Abbraccio. Non ti preoccupare, Ginevra, non ti preoccupare. È stato un pensiero, ci ho detto tanto, gli porto un cuoricino, un profumo, magari è contenta, nel senso. Però... Mi è piaciuto, dai. No, mi fa piacere. Beh, Salvo, in realtà dovrei dirti una cosa. No, ma non ti preoccupare, Ginevra, godiamoci la bella serata, un bel camino come c'è oggi, cioè... Salvo, comunque non ho capito, volevo dirti che l'altra volta... Non ti preoccupare, Ginevra, godiamoci questa bella giornata e non pensiamo a tutti gli altri problemi. Ma Salvo, io devo dirti che l'altra volta... Ma Ginevra, non ti preoccupare. Ma che pensi l'altra volta? Fidati, è stata una giornata che sicuramente è da eliminare e che non dobbiamo più ricordarla. Vabbè, Salvo, comunque tieni questa lecca. Questo lecca perché? Sì. Perché? Comunque, l'altra volta... Sì, comunque, vabbè, mi mangio il lecca. Non ti preoccupare, Ginevra, non pensiamo a quest'altra volta ancora. E poi, come fate a indovinare che quello alla Coca-Cola è la mia preferita lecca? Non lo sapevo, l'hai detto in un video. Ah, cavolo. Ok, Ginevra, però adesso mi è venuta voglia di andare in bagno. Cioè, devo andare subito in bagno e deve venire anche Carl perché devo muovermi, ok? Vado, arrivo un attimo, stai qui, aspettami, sto venendo, vado un attimino, solo un attimino in bagno, arrivo un attimo. Ok, sono in questo momento in bagno e adesso vi spiego quello che succederà. Siccome tutta questa storia mi puzza un po' e non lo so, ma ormai, essendo nel mondo dei prank, degli scherzi e dei troll, Crazy Mad non si fida più di nessuno. E quindi, ragazzi, proverò a baciarla per vedere la sua reazione. E ora mi sta venendo un po' il sangue al cervello. Carla, ma mi aiuti almeno? Ok. Crazy Mad è pronto per andare in guerra, soldati. Andiamo. Finalmente scopriremo se Ginevra dice la verità oppure ci sta prendendo in giro e ci sta facendo uno scherzo. Andiamo. Allora, Ginevra, eccomi qua. Vedo che hai cambiato posto. Allora, Ginevra, non prendiamoci più in giro, ok? Devo dirti una cosa molto importante. Che è? Perché fai quella faccia? Salvo, sinceramente riguardo a quella volta io non... No, aspetta. Non parliamo di quella volta o queste cose qui. A parte che tu hai una voce così fina e così bassa che
Guarda, è un amore. Ma al di là di questo, ti volevo dire qualcosa di veramente importante, Ginevra, e che magari segnerà il nostro cammino. Tu sei una bellissima ragazza, dammi pure la mano. E che, nel senso, io apprezzo, ti voglio bene. Cioè, dopo quella volta che abbiamo parlato, ho capito che tu mi piaci. E che... Perché togli la mano? Salvo, non mi sembra il caso. Ma perché? Quella volta la volevi la mano e adesso non la vuoi più la mano? Beh, Salvo, è arrivato il momento di dirti la verità. Non penso sia giusto continuare così, in questo modo. Ho capito che io ti piaccio e che... Sì, va bene, va bene. Cosa, Salvo? Ancora, sì, va bene, la verità me la dici dopo. Però adesso io devo dirti una cosa fondamentale. Ascoltami, Ginevra. Io l'ultima volta ho capito che sei una bellissima ragazza e quindi ti vorrei... No? Salvo, non mi sembra il caso. Ma di che stai parlando? Ma l'altra volta eri innamorata di me! E ora? Io devo dirti una cosa importante, che non penso sia giusto continuare in questo modo dopo ciò. Una cosa importante? Vabbè, fidati, è più importante la mia e sono sicuro che sarai contento. No, non hai capito, Salvo. È una cosa più importante. Sì, ok, ma ti dico io che praticamente ho capito che tu potresti essere la ragazza dei miei sogni e quindi vorrei... Salvo, prenderti come mia sposa. No, sì, vorrei prenderti come mia sposa, ho deciso. E quindi diciamo che voglio chiederti se per caso noi due ci fidanziamo. Salvo, no. Come no? Ok, allora probabilmente hai capito male il tutto, ne sono convinto. No, Salvo, non hai proprio capito. Io devo dirti una cosa più importante di quella tua. Ok, so benissimo che sei confusa in questo momento. Ginevra, non ti preoccupare. Io e te siamo proprio una bella coppia. Che è? Perché? Ma perché hai questa faccia oggi? Ma se fino a ieri tu eri perso di me e che tu insomma mi amavi alla follia. Adesso che è successo, Ginevra? Non stai capendo niente. È una cosa molto più importante, molto. Ok, basta. Mi sono proprio rotto. Ho deciso. Basta parole, perché tu mi sai che stai confondendo tantissime cose. Io, Ginevra, ok, dunque, quelli con le bandane, cioè la bandana è molto bella e che... Salvo, tu devi sapere la verità.